Eccoci ragazzi, oggi col grande Stefano Madotto per un'impresa che passerà alla storia. Saliremo sulla cima del Chiampon, quindi 1709. Che strada facciamo, Stefano? Saliamo per la classica strada di Foredor fino a Malga Quarnan e dopo da lì le bici le dobbiamo esclusivamente caricare in schiena, sulle spalle. Per quanti metri, Stefano? 700 metri fino in cima al Chiampon. Ci saranno dei passaggi e anche insomma abbastanza arditi, infatti abbiamo portato anche la corda qua, non si sa mai se potesse servire o meno. E dopo cosa facciamo? Quando arriviamo sul Chiampon ci riposiamo un po' e poi scendiamo sempre per il 713, che è il sentiero che sale e anche scende, quindi scolliniamo e scendiamo giù verso Forca di Ledis, poi lì ripieghiamo verso la valle, quindi raggireremo il Cumieli, no? Sì. Ecco, e ritorniamo a Ospedaletto. E vai! Quante volte, Stefano, abbiamo fatto la strada di Foredor per arrivare sul Quarnan? Tante. Svariatissime, io non so, forse non le ho mai contate, però un centinaio almeno. Però oggi c'è la ciliegina, è anche bella grossa, del Chiampon. I used to search myself, the mirrors of my life, down around the road to anywhere, standing in front of you, things I left behind. Someday this broken heart will heal. Eccoci ragazzi, qui siamo in sella a Foredor, quindi doverosa pausa per rifocilarsi un pochino prima di intraprendere la salita che ci porterà sulla cima del Chiampon. Guardate che bello che è oggi. Queste le ha fatte Stefano. Che cosa c'hanno qua dentro? Avena, miele, banana, un po' di uvetta, un po' di cioccolata. E anche l'involucro professional. Sì, sì, è recuperabile, che noi ci teniamo. Riciclabile. Adesso mi rifocilo anch'io un po' di albicocche e vai. Questo sentiero 713 è duretto, spalleggiandolo con la bici, però regala, Stefano, degli scorci bellissimi. Ogni momento non sai dove guardare. Siamo arrivati al fatidico Passo della Signorina, che è quello avanti a noi. Stefano, sai perché si chiama Passo della Signorina? Ah, Paolo, io signorine non ne vedo. Cosa mi dici tu? Allora, in realtà si chiama Passo della Signorina perché è talmente stretto, col precipizio da un lato e all'altro, che per affrontarlo bisogna mettere un piede avanti all'altro, né più né meno di quanto fanno le modelle durante le sfilate di moda. Perché è strettissimo.
Ecco, questo è uno dei passaggi più rognosi, verticali. Vediamo se è il caso di tirare fuori la corda oppure ce la facciamo senza. Intanto ci proviamo. Beh ragazzi, questo passaggio qua io l'avevo visto quando sono salito a piedi e ho detto qua ci vuole la corda, e invece siamo riusciti a farcela senza. Guardate che rognosetto. Non ci crederete, ma Stefano Madotto è una vita che va in montagna a piedi, in bicicletta, e non ha mai visto una stella alpina. E oggi, guarda caso, gli è passata sotto il naso e non si è accorta. Guardate qua, eccola qua. Che bella che sei. Ma l'avevi vista? Assolutamente no. Grande, è un tocco alla campana è d'obbligo. Eccoci ragazzi, raggiunta la cima del monte Chiampon con tanto orgoglio. Io almeno sono molto orgoglioso, è una cima che avevo in cantiere da tempo e che ci tenevo prima di diventare troppo vecchio, ma ancora non lo sono, e quindi bisognava intraprendere questo viaggio avventuroso. Adesso ne avremo uno altrettanto avventuroso, che sarà la discesa sempre sul 713 nel versante opposto, quindi il versante nord. Quindi dobbiamo individuare la via d'accesso, questa, ecco, questa qua sotto. Intanto però ci rifociliamo per bene e ci godiamo il panorama, che oggi dai è discreto. Anche oggi si va di insalatissime e siamo addirittura in due. Stefano, tu cos'hai? Io vado di fagioli, olive, carote, olive taggiasche. Io invece ho la classica messicana con fagioli rossi, mais, peperoni e naturalmente tonno. In bici da ospedaletto, Friuli Bikers MTB Group. Molti escursionisti, quando incontrano qualcuno in mountain bike, diventano insofferenti. Se poi ci vedono con la bici caricata sulle spalle, ci danno pure dei matti, chiedendoci se abbiamo dei peccati da scontare con quella croce sulle spalle. Ebbene, noi del Friuli Bikers MTB Group, ma come noi altri che condividono la stessa passione, considerano la bici come uno strumento, un mezzo per fare escursionismo. Il nostro non è un uso della bici mirato unicamente alla discesa, al divertimento, così fine a se stesso. Sarebbe veramente un uso riduttivo del mezzo, senza considerare poi che si potrebbero incontrare degli attriti con tutti quelli che frequentano i sentieri di montagna, gli escursionisti a piedi naturalmente. Poi cominciano a mettere i paletti, i divieti, le sanzioni, come nelle scorse settimane, che sono fioccate multe da 1.000 euro nel parco delle Prealpi. Ma come sempre vige il buon senso, quindi la mountain bike deve essere usata come mezzo per vivere, per andare in montagna.
Come si utilizzano gli scarponi per andare in montagna? Ci sono gli scarponi da avvicinamento, gli scarponi da trekking, da alpinismo, da arrampicata, ci sono anche i bastoncini da montagna e quindi le biciclette hanno i copertoni con i tasselli morbidi che servono per aderire, per scorrere lungo i sentieri, né più e né meno dei tasselli che si trovano sotto le suole dei scarponi. Questo per noi si chiama cicloescursionismo o anche cicloalpinismo in mountain bike. Per noi mountain bike non è solo agonismo o velocità o discesa a rotta di collo, downhill, freeride. Amiamo il silenzio, la sana fatica. Vogliamo unicamente muoverci in montagna nel pieno rispetto della natura e di tutti coloro che la amano e la frequentano. Anche in sella a una bicicletta. Ecco, raggiunta Casera Scricce, speravamo in un po' d'acqua fresca, però purtroppo non c'è. Ma c'è solo una bella campana che adesso Stefano la fa suonare. Da Casera Scricce si ha un bellissimo balcone sul tagliamento, guardate che bello che è.
Ah beh, figata. Bello, bello. Ecco, qui siamo arrivati alla forca di Ledis, da un lato la Val Venzonassa che porta su alla Forcella Taccia e da questa parte invece scenderemo noi. Intanto qui ci godiamo la silhouette di Stefano contro la luce, bellissima, e adesso scendiamo. Allora bisogna dire che Stefano le stelle alpine non le vede, però le fonti d'acqua le vede, e adesso abbiamo veramente bisogno di bere, che abbiamo finito tutte le risorse.
Com'è? Fantastico. Fantastica. Eccoci ragazzi, raggiunta la piana di Ospedaletto per questo giro che abbiamo fatto oggi superlativo, che ci ha portato sì sulla cima del Chiampone. Abbiamo spalleggiato duramente perché 700 metri con le bici in spalla non sono uno scherzo. E il sentiero in discesa, Stefano, all'inizio non è stato proprio così tanto semplice, ci ha vero? fatto sudare soprattutto nella prima parte. Poi man mano che ci siamo inoltrati nel bosco verso Casera Screech è migliorato molto. Meglio, no? Meglio. Ecco, anche da Casera Screech poi è continuato veramente in maniera superlativa fino a raggiungere la forca di Ledis. Da lì poi ci siamo divertiti in questi ghiaioni che ci hanno fatto scivolare giù fino a Rivoli d'Osoppo. Bene ragazzi, mi raccomando, seguiteci nelle prossime avventure. Ciao!